I furti nel veneziano sono in aumento. I sindaci e le forze dell'ordine tendono a minimizzare per non allarmare, ma i dati che trapelano, nonostante le resistenze, parlano di una crescita dei reati del 3,5%, con un'impennata di furti e rapine in particolare ad agosto. I colpi nelle abitazioni sono saliti del 14% e nei negozi del 24%, e nelle ultime settimane il trend è rimasto stabile. È questo lo scenario in cui è maturato il vertice dei sindaci del Milanese in prefettura, che si è tenuto oggi nel tardo pomeriggio. Più controlli, giro di vite nei locali mal frequentati sono le misure che scattano ad ogni vertice sulla sicurezza pubblica in caso di allarme, ma questa volta le forze dell'ordine sono alle prese con i tagli governativi. È di ieri l'annuncio del capo della polizia, Alessandro Pansa, secondo cui il prossimo anno ci sarà meno sicurezza perché 14.000 poliziotti andranno in pensione. La pianta organica della questura di Venezia non è stata ridotta finora, ma non è nemmeno mai stata ampliata negli ultimi 25 anni, e cioè dal 1989, e il prossimo anno andranno in pensione 80 agenti. Nel frattempo sono aumentate le incombenze, la legge Bossi-Fini soprattutto, e recentemente quella sul mobbing hanno fatto crescere la mole di lavoro burocratico. E se gli agenti non escono in pattuglia ma stanno dietro una scrivania, servono a poco. Mauro Armelao, segretario del sindacato di polizia UGL, ha denunciato le carenze di attrezzature date alla polizia veneziana. Una pattuglia è stata mandata in sopralluogo alla Vainis a Porto Marghera con maschere antigas scadute durante un allarme sulla fuoriuscita nell'aria di sostanze cancerogene. Insomma, al danno si aggiunge anche la beffa.